Ha fatto ricorso, scadeva il giorno 17, ho preso la decisione di far sì che il comune non abbia danni, no io, il comune, l'amministrazione comunale. Questa è una decisione che ho preso, tranquilla e serena. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, è iscritto all'anagrafe un richiedente asilo che ha fatto ricorso per avere lo status di rifugiato, ricorso che scadeva il 17 giugno. Si tratta di un 29enne fuggito dalla Costa d'Avorio che vive a Padova e che lavora in un hotel di Venezia. Con questa decisione Giordani avrebbe però di fatto violato quanto previsto dal decreto sicurezza di Salvini. Io vado alla sicurezza. Sicurezza vuol dire anche sapere dove sono, cosa fanno. E la salute pubblica, altra cosa ancora. Per cui sapere dove sono, cosa fanno e come stanno. Non vedo nessun problema. Giordani ha spiegato di aver preso la decisione, la prima del genere in Veneto, per tutelare il comune rispetto alle ripercussioni giudiziarie, come è accaduto a Bologna e Firenze, dove i tribunali hanno accolto i ricorsi di alcuni richiedenti asilo. Ha chiesto un parere pro veritate all'ufficio legale del comune, non ha scaricato, dice, la responsabilità sui funzionari di Palazzo Moroni ed è pronto a fare un passo indietro se la norma sarà chiarita. E quando sarà fatta chiarezza, io faccio un passo indietro. Vi ricordo che stiamo parlando di 3, 4 persone, 5 forse. Qualche altra città molto grossa ne ha 6, 7, 10, per cui stiamo parlando di poche persone. Rispetto totale alle istituzioni. Se fanno una normativa chiara, io mi devo, fanno una normativa chiara, faccio un passo indietro e tolgo quello che ho fatto. Non c'è problema, però deve essere chiara. Quanto alle polemiche politiche che si sono subito infiammate, Giordani risponde a chi lo accusa di aver voluto fare un favore all'ala più di sinistra della sua maggioranza. Io non faccio ideologia, non faccio attacchi alla Lega, non faccio attacchi a nessuno, io sono per fare le cose serie, tranquille. Mi prendo le mie responsabilità, non sto facendo, per quello non l'ho data ai funzionari, potevo girarmi dall'altra parte, non lo faccio. Io non cerco consensi, io faccio le cose che ritengo siano giuste. Intanto la prefettura ha chiesto gli atti e ogni altra informazione sull'iscrizione all'anagrafe per verificare la corretta applicazione del decreto sicurezza.